Ok, penso che da quando ci siamo lasciati l'ultima volta siano passate circa un paio di settimane. Nel frattempo mi sono arrivati tutti i pezzi per terminare il buco, tra cui lì mi sono fatto fare un buco con una carotatrice professionale, così sono già a posto. Un buco. Quello che manca da fare è proseguire qui e sul muro fino alla scatola là sopra con una scanalatura. Questa la farò utilizzando il flessibile della Bosch con questo qua. Ho comprato qualche mese fa per lavori più intensivi un flessibile della Bosch serie professionale da 1400 watt, così da evitare surriscaldamenti. Ho cercato la cuffia per l'aspirazione, per non fare troppo casino di polveri, cose in giro. Ho trovato quella della Bosch, ma vogliono 70 euro. Mi sembra veramente eccessivo per un lavoro del genere, che poi replicherò poche altre volte. Ho trovato una soluzione sapendo che è un po' una cineseria, ma può andare bene. Ho letto recensioni positive di questo qua. Trovate il link sia del flessibile sia della cuffia per aspirare qua sotto in descrizione. Per l'aspirazione invece, sempre qualche settimana fa, ho ordinato il separatore ciclonico. Io ho costruito questo kart riutilizzando un vecchio aspirapolvere, però fa 2 kW. Vi devo proprio dire che con separatore ciclonico, tutto messo su ruote, tubo da 10 metri, ciabatta per attaccare gli elettroutensili e tutto, mi è costato solamente il costo del separatore ciclonico circa 25-30 euro e funziona veramente bene. Per cui ora provo a settare per bene tutto quello che riguarda la cuffia, l'aspirazione, tutto, disegno la traccia che bisogna fare e vediamo quanto casino riesco a fare anche oggi. Brutta piega qua. Guarda qua, neanche visti. Va bene. Benvenuti a Silent Hill, mamma mia! Cuffietta per aspirare pessima, mamma, guardate da dentro. Adesso faccio una pausa e poi spacco con il martello demolitore. Mi toccherà fare proprio un sacco di polvere. Mamma, ma guardate anche qua, vedi quel fumo qua che esce? È tutta la polvere che c'è dentro. Mamma mia.
Che fatica a fare sti lavori, ragazzi, che fatica. Comunque, per oggi penso che finirò qua. Sono riuscito a fare tutta la traccia del pavimento fino al muro. Adesso magari prima di smettere mi disegno già la traccia fino là sopra, così domani in teoria non dovrebbe essere difficile come questo, perché questo qua è un pavimento veramente durissimo e il mio trapano demolitore non è troppo potente, per cui ci metto parecchio a romperlo. Questo qua dietro invece è un muro in mattoni semplicissimo, dovrebbe essere molto più semplice romperlo, per cui adesso mi disegno solamente la traccia e domani si continuerà. Mamma mia, che polverone sto lavoro. Però guardate qua, che traccia precisa, veramente precisa. Qua c'è il foro che va sotto, traccia, e da qua prosegue, andrà su e dentro quella scatola che verrà collegata col quadro là. Metterò l'interruttore per accendere o spegnere l'alimentazione della macchina e un altro interruttore per un quadretto che c'è qua. Vedrò più avanti, è lo stesso. Piccola considerazione su quella cuffia che ho comprato. Ci sta per il prezzo, immaginavo una cinesata. Ho letto recensioni più o meno negative. Certo, le recensioni dipendono un po' dall'esperienza che ha uno, da che aspettative si può fare. Nel complesso pensavo che fosse una cosa che funzionasse veramente bene. È adattabile, ha tutti i suoi attacchi per adattarli ai flessibili di varie marche. Per aspirare aspira, però come avete visto nel video praticamente la polvere viene sparata fuori dalla fessura che si è appena creata col disco e lì è un disastro, perché adesso non c'è più polvere, però per terra è pieno, qua sopra telecamera, zaino, robe pieno. Dove ho lo stampante, madonna, si è riempito. Qua è rimasto il segno del caricabatterie. E quindi ormai il lavoro l'ho fatto, è andato bene, ma non sono più di tanto convinto. Quindi non compratelo, oppure se lo prendete e trovate un modo per farlo funzionare meglio, perché c'è la possibilità di metterlo sia impugnando il flessibile con la destra che con la sinistra. Forse ho sbagliato qualcosa lì, perché dipendentemente se lo metti a destra o a sinistra il collettore dell'aspirazione va dietro o davanti, magari cambia, però vabbè. Niente, detto tutto questo, ora comincerò a mettere in posa i cavi e preparerò il massetto poi per tenerli fermi e bloccare il tutto. Domani poi andrò a coprire con il rasante qui e con il cemento sotto.
tutto per il momento. Questo è il mio angolo di elettronica, deposito legna, parete attrezzata, tavolo della troncatrice, qua c'è la combinata, l'altro tavolo e via così. Insomma, man mano che il tempo passa, man mano che i lavori procedono, questo posto comincio a sentirlo sempre più mio, mi appartiene sempre di più per tutte le modifiche e le cose che faccio su misura per me. Detto questo, non penso che continuerò a caricare un video al giorno perché è veramente un lavoro da spararsi, non hai più tempo di fare assolutamente niente e anche per portarvi contenuti di qualità più alta mi serve tempo per sviluppare e progettare le idee da realizzare. Quindi pubblicherò sempre appena il video è pronto, almeno una settimana d'ora in poi ci saranno. Se anche questo video qua vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella perché non ho una pubblicazione costante, pubblico quando ho voglia e quando il video è pronto, per cui l'unico modo tangibile di beccarsi il mio video è attivare la campanella, almeno una settimana ve lo beccate. Vi saluto e al prossimo video.